7 bambini, impennata di contagi nelle ultime 8 settimane, una piccola di 3 anni veneziana già malata di tumore è morta a Padova, la pediatra ad Adalt, il virus all'è stato fatale, vaccinare i bimbi è un atto d'amore. Oltre 10.000 contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, ma i ricoveri sono un terzo di quelli del dicembre 2020. Zaia, la nostra regione a rischio arancione dal 10 gennaio, senza vaccini saremo già chiusi. Non solo le novità del decreto legge approvato ieri dal governo su Super Green Pass e quarantene, arriva la circolare della sanità veneta, per l'isolamento basterà il test rapido senza attendere il molecolare. 48enne di Tiene, convinto Novax, si ammala di Covid, è ricoverato in ospedale e rifiuta fino all'ultimo di essere intubato. L'uomo lascia 3 figli. Tizzone ardente di una stufa, incendi e vestiti di un 61enne che muore carbonizzato, l'orribile tragedia Lozzo a Testino nel Padovano. Domani mattina ad Asiago i funerali della 31enne trovata morta, uccisa a calci e pugni nel camper dove viveva con il compagno che resta accusato di omicidio. Caro energia, allarme di manifatturiero artigianato per il 2022, molte aziende rischiano lo stop, stimato un aumento del 250%, a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. In titolare lo Stadio Olimpico di Roma, Paolo Rossi ha approvato alla Camera l'ordine del giorno che impegna il governo a valutare la possibilità, la moglie lo meriterebbe. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la vera e propria impennata di contagi che sta interessando la fascia pediatrica, i più piccoli, i bambini. A tal proposito c'è una notizia tragica, perché la notte di Natale è morta una bambina di 3 anni proprio a causa del Covid. Era affetta da tumore, ma la pediatra ad Adalt, oggi ospite del governatore Zaia a Marghera, ha detto molto chiaramente che vaccinare i bambini è un atto d'amore. Partiamo da qui. Abbiamo avuto anche noi il nostro primo bambino deceduto e diciamo che questo si aggiunge agli altri 35 bambini che in Italia sono deceduti per Covid durante questa pandemia. È una bambina di 3 anni, originaria del Veneziano, la prima vittima del Covid in età pediatrica in Veneto. Ricoverata all'ospedale di Padova, è morta la notte di Natale. La piccola era affetta da un tumore, ma il virus le è stato fatale. Sicuramente il Covid è stata la causa del decesso. Un caso drammatico e certo estremo, che però arriva dopo 8 settimane consecutive di crescita esponenziale del contagio tra i giovanissimi. Il numero è un numero incredibile, soltanto nel mese di dicembre in Veneto abbiamo avuto 18.000 bambini con nuova infezione. Questo rappresenta oltre il 20% rispetto al tasso di infezione totale in tutta la popolazione, è un numero molto alto. Se si pensa che all'inizio del lockdown i bambini rappresentavano soltanto il 2-3% rispetto al numero totale degli infetti. L'evidenza del contagio si vede anche negli ospedali. Fino ad oggi sono stati 300 i bambini veneti ricoverati, di questi 13 in terapia intensiva, la maggior parte senza patologie. Circa il 70% di bambini che vengono ricoverati per malattia da Covid sono bambini precedentemente sani, sono prevalentemente i bambini più piccoli, ma anche bambini delle età scolari o prescolari. L'altro capitolo è quello delle complicanze su tutte, la sindrome infiammatoria sistemica che colpisce un bambino positivo su 1000. Una complicanza che si verifica a 4-6 settimane, 4-8 settimane dopo l'infezione, ed è una malattia sempre grave, questo ci tengo a sottolineare, sempre grave, perché è una malattia che interessa tutti gli organi superficiali come la cute e le mucose, ma anche profondi, e in particolare nel 70% di bambini interessa il cuore. Attualmente, riferisce sempre da Adalt, sono 3 i bimbi ricoverati per MIS-C. Anche per questo occorre accelerare sulla vaccinazione. Vaccinare i bambini è un atto d'amore e quindi credo che noi veramente come comunità pediatrica lo sosteniamo con fermezza.
Questo è il messaggio forte e chiaro che arriva in un momento delicatissimo, con il Veneto che stabilisce un nuovo record sul fronte del contagio nelle ultime 24 ore, oltre 10.000 i nuovi casi, con il contact tracing che è definitivamente saltato. Queste le parole utilizzate dal governatore Luca Zaia, che pensa ad aumentare il numero di vaccini giornalieri portandoli a 60.000, ma rispetto a un anno fa abbiamo un terzo dei ricoveri, dice il governatore. Il 31 dicembre 2020 è stata la giornata più dura, poi abbiamo iniziato pian piano a calare. Nonostante i casi siano anche il doppio, abbiamo un'ospedalizzazione che oggi è di un terzo, poco più, sì, sarà un terzo. C'è il raffronto diretto con il Capodanno di un anno fa e poi i dati di giornata che segnano un'ulteriore avanzata del contagio, oltre 10.000 nuovi casi nelle 24 ore, più di 2.000 a Padova e Verona, un record che fa vedere l'arancione subito dopo l'Epifania. A fare la differenza, come sempre, le vaccinazioni, soprattutto sul fronte ospedaliero. Senza vaccini saremo già chiusi, il mantra del governatore, che traccia un quadro in chiaroscuro in un fine anno concitato, con i Covid point che continuano a essere presi d'assalto, è una constatazione. Il contact tracing è saltato o sta saltando, lo dico anche a beneficio di quei cittadini che sono a casa e dicono ma non mi chiama nessuno. Ragazzi, con questi numeri qua, è come dico sempre io, come pensare, immaginare di dire a tutti i cittadini di andare in banca lo stesso giorno, alla stessa ora, e di prelevate tutti i vostri risparmi. Bene quindi per il governatore la linea adottata tramite decreto legge dal governo. Era stato lo stesso Zaia lunedì a chiedere regole diverse per le quarantene in particolare. Certo, la nuova stretta, dice il presidente, ha sempre più l'aria di un lockdown di fatto per i non vaccinati, vaccino che continua a essere la chiave, da qui il nuovo obiettivo della regione. Stiamo tentando di stressare ancora di più la macchina, che oggi molto spesso è impegnata con i tamponi. Stiamo rimpinguando per tentare di arrivare a un target giornaliero di 60.000 dosi. 60.000 dosi vorrebbe dire che 50.000 le facciamo di booster. Se riuscissimo a far questo vuol dire che in un mese facciamo un altro 1,5 milioni di booster, che sommati al 1,6 milioni di oggi sono già, vuol dire aver già quasi tutti i veneti, diciamo, con la loro terza dose. E cambiano anche le regole per l'isolamento. La nuova circolare sulla falsariga di quanto già fatto dalla Toscana è operativa. Con un test rapido antigenico positivo si va in isolamento in base alle regole che ci sono oggi, senza la conferma del molecolare. E anche il fine quarantena viene declamato con il test rapido antigenico e non più con il molecolare. Questa quindi la nuova circolare della Regione, ma sullo sfondo c'è il decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Con il servizio di Daniela Sizia facciamo chiarezza. Ha vinto la linea dei governatori, bisogna cambiare subito le regole, ribadiva da giorni Zaia, altrimenti mezza Italia starà a casa. Inoltre la pressione nei centri tampone era diventata insostenibile, in ogni zona attese di ore sanitarie ormai allo stremo. Così è arrivata la decisione, stop quarantena per chi ha fatto la terza dose o la seconda entro 4 mesi. È solo una delle novità del nuovo decreto legge che scatterà dal 10 gennaio. La prima riguarda il Green Pass rafforzato, che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dal Covid. Dopo averlo reso obbligatorio anche per consumare al bancone di bar e ristoranti, ora sarà necessario per utilizzare tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli pubblici locali e regionali. Una rivoluzione soprattutto quando dovranno tornare a scuola gli studenti. Non solo, il Super Green Pass sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciali, anche in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centro culturale, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Cambio di rotta, come detto, anche per l'isolamento. Non sarà più prevista la quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi nei 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della terza dose. Non è tutto, nei 10 giorni dal contatto con un positivo le persone dovranno indossare le mascherine di tipo FFP2, effettuare solo qualora sintomatici un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il positivo. Il decreto legge prevede inoltre la cessazione della quarantena o dell'autosorveglianza dopo l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso i centri privati. In quest'ultimo caso bisognerà inviare all'ASL il referto a esito negativo con modalità anche elettroniche. Infine, le strutture dedicate allo sport. Il decreto prevede che le capienze torneranno al massimo al 50% per stadi e impianti all'aperto e al 35% per i palazzetti al chiuso. Domani sera a partire dalle 21:15 appuntamento speciale in prima serata con il governatore del Veneto Zaia nell'ultimo giorno del 2021. Le reti Media Nord-Est trasmetteranno infatti il messaggio di fine anno del Presidente, il bilancio di 12 mesi vissuti in trincea nella guerra al Covid, ma anche uno sguardo importante verso il 2022 alle porte con le sfide della Pedemontana, delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 e dell'autonomia. Appuntamento quindi da non perdere. Domani ultimo dell'anno a partire dalle 21:15 sulle nostre reti. Malato di Covid arriva al San Bortolo di Vicenza in gravissime condizioni. Convinto Novax rifiuta le cure e muore a 48 anni lasciando 3 figli. Era un Novax convinto, invani tentativi di persuaderlo da parte dei sanitari dell'ospedale del San Bortolo di Vicenza a farsi curare. Alessandro Mores, 48 anni, detiene positivo al Covid-19, è morto in poche ore dopo aver rifiutato di essere intubato. Con la dottoressa ci siamo sentiti già nella notte sulla situazione che si stava creando, abbiamo convenuto in ogni caso il trasferimento in terapia intensiva data la gravità della situazione, perché la collega giustamente mi diceva che non sarebbe arrivato a mattina se non l'avessimo aiutato e quindi è stato predisposto il trasferimento in rianimazione e ripetutamente si è cercato di convincerlo sulla necessità della manovra. Ma Alessandro non ce l'ha fatta, un dolore immenso non solo per la famiglia ma anche per il personale medico che dopo anni di pandemia soffre un pesante carico emotivo. La collega è stata molto provata dalla situazione perché sì, si vive come un fallimento di ciò che stai facendo, ti resta quell'amaro in bocca di una situazione che forse, ne risottolineo il forse, avresti anche potuto risolvere tutti assieme con le terapie, con i supporti adeguati e che invece se succedono queste cose non c'è scelta, non c'è strada, non c'è un'opportunità anche se minima di poterne uscire e questa è una cosa che stiamo sentendo sempre di più frustrante. Frustrante come l'ombra che in questa pandemia ha dovuto trascinare il personale sanitario additato dai Novax come nemico da combattere al posto del Covid. Ma purtroppo si sta creando questa situazione in cui noi ospedalieri, noi intensivisti, spesso siamo visti come dei nemici senza considerare invece che siamo compagni di una situazione critica e che cerchiamo solo di aiutarci l'uno con l'altro. Rimaniamo nel Vicentino dove in vista di San Silvestro sono previsti controlli mirati su piazze ma soprattutto cenoni mascherati da serate danzanti. Piazze locali della Movida sorvegliati speciali per questa stretta di Capodanno sui controlli. Un piano straordinario anti-Covid in cui il Viminale rafforza la stretta per la notte di San Silvestro. Al centro dell'attività delle forze dell'ordine vicentine saranno gli eventuali cenoni mascherati che potrebbero cioè trasformarsi in feste da ballo nel corso della nottata. L'indicazione è emersa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che schiererà dispositivi di vigilanza rafforzati anche in orario notturno. L'attenzione sarà soprattutto sugli spazi pubblici, quindi sulle piazze, sui parchi, le situazioni dove possono creare degli
assembramenti, ma anche all'interno dei locali dove ci possono essere anche delle situazioni che vanno al di là delle normali cene di fine anno, dove si può entrare col Super Green Pass, diciamo quello rafforzato, e quindi i controlli saranno mirati soprattutto sui locali che in passato hanno già avuto qualche precedente di questo senso. Controlli coordinati condotti in tutta la provincia che tra il 6 e il 27 dicembre hanno portato alla verifica su 26.000 persone del Green Pass con 122 sanzioni, 2 le denunce per inosservanza del divieto di mobilità per chi in quarantena. Controllate più di 5.000 attività, riscontrando 83 violazioni e 9 chiusure per 5 giorni di attività o esercizi. I vicentini come sempre si comportano rispettando le regole, chiaramente ci sono delle rarissime eccezioni per cui c'è stata anche qualche sanzione. Io sono sempre dell'idea che è importante controllare, però allo stesso tempo dobbiamo anche controllare il territorio, perché abbiamo un tema di sicurezza sul quale non si può abbassare la guardia. Da Vicenza al Padovano, a Lozzo, a Testino, per una tragedia che si è consumata questa mattina. È morto per le ustioni provocate da un tizzone della stufa che ha bruciato i suoi vestiti. La tragedia sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì a Lozzo a Testino, ma solo in mattinata è stato scoperto il corpo senza vita di Ferruccio Tecchiato, 61enne molto conosciuto nel piccolo comune dei Colli Ugani per le sue attività di beneficenza. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ricostruendo la dinamica. Il 61enne è stato trovato a terra tra il divano e la stufa a legna che usava per riscaldare la casa. I vestiti bruciati, un tizzone ardente ha mandato in fiamme gli indumenti e forse in un tentativo di salvarsi l'uomo è caduto a terra. Ferruccio Tecchiato era molto stimato a Lozzo a Testino, dove spesso organizzava cene per raccogliere fondi per la scuola o la parrocchia e in diverse occasioni di emergenza, come ricorda al telefono il fratello Silvano. Mio fratello era molto impegnato quando c'era qualcosa dal terremoto successo in Emilia. Abbiamo fatto cene, raccolte, adesso siamo andati là, acquistato dei banchi, siamo stati ad Arquata del terremoto che è successo lì, anche lì abbiamo raccolto fondi, siamo stati su, eccetera. Qualsiasi iniziativa per le scuole, qualsiasi altra iniziativa che c'era bisogno, lui era sempre in prima linea, si impegnava, ci credeva, ecco, ci dava il massimo. Una morte che lascia attonito il paese di Lozzo. Come sindaco ho perso un amico, un volontario che quando poteva aiutava la comunità con l'organizzazione di pranzi sociali e gite per raccogliere fondi soprattutto per i bambini della scuola, ci ha detto il primo cittadino Fabio Ruffin, che ricorda con grande affetto il 61enne. Ferruccio Tecchiato lascia 3 figli, fratelli e l'anziana madre che abita nella casa vicino. Le fiamme che hanno provocato la sua morte non si sono propagate oltre il salotto e così nessuno dei vicini ha notato l'incendio. Nei prossimi giorni verrà decisa la data dei funerali. E domani mattina si celebreranno i funerali ad Asiago di Giulia Rigon. Dopo il nulla osta alla sepoltura firmato dalla Procura di Vicenza, la famiglia di Giulia Rigon ha fissato il funerale della sfortunata 31enne trovata morta la mattina del 19 dicembre nel camper del fidanzato Enrique Cappellari, accusato di omicidio volontario aggravato. La cerimonia si terrà domani mattina alle 11 nel Duomo di San Matteo ad Asiago. La salma di Giulia giungerà dall'obitorio dell'ospedale San Bassiano, dove nei giorni scorsi sono stati effettuati gli esami sul corpo della giovane, così come richiesto dal PM. Autopsia, accertamenti TAC, insieme ai rilievi dei RIS di Parma, saranno fondamentali per chiarire quanto accaduto in quella tragica notte. La magistratura non ha consentito per ora la cremazione. Giulia lascia la mamma Oriana, il papà Adriano e la sorella Valentina. I temi dell'economia, in particolare il caro energia e l'aumento dei costi di produzione, incontro urgente stamane tra l'assessore regionale al lavoro Donazzan con i presidenti regionali delle associazioni di categoria del settore manifatturiero. Il quadro prospettato è drammatico, le parole di Donazzan. Dal tavolo è emersa la richiesta di un intervento forte al governo centrale, una bomba a orologeria per la CGA di Mestre.
In ballo ci sono 500.000 posti di lavoro in tutta Italia, 35.000 in Veneto. Posti a rischio nei primi 6 mesi del 2022. L'allarme della CGIA di Mestre riguarda nel nostro territorio i distretti delle materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, la termomeccanica di Padova e Verona, il vetro di Murano. Tutti i settori artigiani che devono fare fronte al caro energia. Nei prossimi mesi, secondo l'associazione, le variazioni annue delle tariffe in alcuni comparti rischiano di raggiungere il più 250% e molte aziende potrebbero essere costrette a fermare la produzione, poiché non in grado di far fronte all'aumento esponenziale di questi costi fissi. Le difficoltà sono già emerse in questi ultimi mesi con le realtà produttive in allarme. Sono allo stremo. Il governo deve intervenire nuovamente e potenziare le misure di abbattimento degli oneri impropri introdotti con la manovra di bilancio. Le ragioni alla base dell'impennata dei prezzi sono molteplici, spiega l'ufficio studi, anche se 2 in particolar modo ne hanno condizionato profondamente il trend di crescita in questa seconda parte dell'anno. In primo luogo c'è il tema dell'acquisto delle quote di emissione di CO2, il cui prezzo è quadruplicato negli ultimi mesi e per almeno il 40% si sta scaricando sul costo dell'energia. In secondo luogo, la politica di approvvigionamento del gas naturale che ha mostrato molti limiti, facendo schizzare i prezzi di oltre 6 volte rispetto ai primi mesi di quest'anno. L'unica soluzione, secondo la CGIA, è mettere a disposizione delle imprese almeno 1 miliardo di euro al mese fino al prossimo mese di giugno. In tutto 6 miliardi per tamponare lo spettro dello stop. Altrimenti una parte importante del nostro sistema produttivo regionale rischia di fermarsi. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Belluno, dove questa mattina l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccina ha presentato il bilancio di fine anno. Grande impegno per la protezione civile in Veneto nell'anno che va a concludersi. I numeri parlano chiaro. È stato un anno complicato, continua a esserci il Covid anche in questi giorni, quindi l'impegno da parte della protezione civile è stato massimo. Anche quest'anno 110.000 giornate di lavoro in campo da parte dei volontari per supportare la sanità e quindi in totale siamo arrivati a 380.000 giornate di lavoro regalate. Numeri importanti da parte degli oltre 10.000 volontari del Veneto e numeri importanti per quanto riguarda le opere avviate a realizzazione. Oltre 400 cantieri di difesa del suolo attivati per un valore di 260 milioni di euro per migliorare la sicurezza idrogeologica del Veneto. Importanti per esempio i bacini di laminazione, 24 tra realizzati, in corso d'opera o da cantierizzare, che hanno permesso non si siano ripetuti allagamenti come quello subito anni or sono da Vicenza. Acqua da evitare, ma anche da difendere, come nel caso dei laghi di montagna che vanno tutelati mantenendone il livello. Abbiamo evitato i problemi che ci sarebbero stati o che avrebbero potuto esserci con l'applicazione del cosiddetto deflusso ecologico dal 1 gennaio 2022 grazie a un accordo con l'autorità di bacino e quindi col Ministero che ci consente di attuare l'applicazione del deflusso ecologico in maniera graduale e verificando anche gli effetti collaterali che questa applicazione potrebbe avere. E poi la qualità dell'aria piuttosto che lo smaltimento rifiuti, con l'obiettivo concreto di eliminare entro il 2030 le discariche. Per allora si dovrà raggiungere l'84% di differenziata e allora basteranno gli impianti di smaltimento di Padova, Schio e quello mestrino. Il Veneto oggi raggiunge il 76%, basterebbe che città come Verona e Padova, che invece sono sotto la media regionale, facessero uno scatto in avanti. Ora non resta da sperare che l'anno che arriva dica cose diverse da quello che va a concludersi. Andiamo a Roma perché questa mattina alla Camera dei Deputati si è parlato e si è ricordata la figura di Paolo Rossi. Vediamo perché. Intitolare lo stadio olimpico a Paolo Rossi? Un ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati con 387 voti a favore per intitolare al campione lo stadio della capitale. Ad un anno dalla morte di Pablito e proprio dalla città adottiva, dalla Vicenza in cui esplose il suo talento, coronando l'attaccante eroe dei mondiali 82 che arriva la proposta.
Nell'aula di Montecitorio è stato approvato pressoché all'unanimità un ordine del giorno, a mia prima firma ma condiviso anche da tutti i parlamentari vicentini, con cui si impegna il governo a valutare l'opportunità di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Ora, dopo questa chiara espressione della volontà popolare, la burocrazia romana, il CONI e la società Sport e Salute, proprietaria dell'impianto, non hanno più alibi. Ad esprimere tutta la commozione del caso Federica Cappelletti, la vedova del campione, che si augura possa davvero iniziare un percorso per portare l'intitolazione dello stadio al Pablito nazionale. Mi fa piacere, dice, che anche la politica si stia muovendo. Paolo è stato capace di unire 40 anni fa tutta la nazione, lo sta facendo ancora adesso che non c'è più. Al calcio ha dato molto, conclude, quindi si tratta di un riconoscimento meritato. Riconoscimento che i vicentini abbracciano. Paolo Rossi è stato un emblema per la città di Vicenza e per la squadra, quindi anche per la nazionale. Tra l'altro ha aiutato molto a vincere i mondiali dell'82, quindi sicuramente sì. Io sono arrivato qui nel 78, ho visto tutte le partite di Paolo quando è arrivato secondo lì Real Vicenza, quindi io penso che sia un'ottima idea. Paolo Rossi era un bravo calciatore, dopo di ciò. E secondo lei andrebbe intitolato lo Stadio Olimpico a lui? No, sì. Ora la palla passa agli appassionati, con l'augurio di trovare una mediazione con le tifoserie della capitale. Palla al centro, quindi è tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile sul nostro territorio, protagonista l'anticiclone africano in questa fine del 2021. Vediamo il dettaglio di venerdì 31 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, non sono attese precipitazioni. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con varie riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti, specie durante le ore più fredde. Improbabile estensione e intensificazione alla sera, più sereno in montagna. Temperature stazionarie, clima molto mite per il periodo, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra i 5 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui frequenti nebbie al mattino sulla pianura, ma in dissolvimento con il passare delle ore quando poi prevarrà il sole. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata soleggiata con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sugli 11-13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.